Allora, altra donna, altro premio donna, ma poi questa sera avremo una serata tutta al femminile. Dopo mi lasciate dire due cose e vediamo se tutte le chef riescono a fare un salto qua, che si fate una bella foto. Award miglior accoglienza e ospitalità dell'Alpe Adria 2018, ancora in Slovenia, Flavia Kavčić, ristorante Priluizetto, Villa Zemono, Slovenia, Zemono. Andiamo che il vento ti porta. Benvenuta Flavia, sempre per lì. Allora, diamo il microfono a Flavia. Allora, felicissima di questo premio, un premio che ritiro io, ma naturalmente è dedicato a tutta la sala, perché un premio dell'accoglienza non può andare a una persona sola, quindi anche a tutti i ragazzi che sono in sala. E sono doppiamente contenta perché si parla da tanti anni di chef, di cucina, ma la sala vale almeno quanto la cucina. Sono d'accordo, siamo d'accordo, vero cari colleghi, siamo d'accordo, cari amici gastronauti? Sì, una volta quando ero ragazza io, l'alberghiero andavano a farlo quelli che non avevano voglia di studiare. Ah, no? ecco. Oggi per lavorare in sala devi parlare 3-4 lingue, devi avere cultura, devi avere professionalità, e quindi Sì. sono contenta di questo premio e che sia rivalutata a tutti i ragazzi di sala, la sala in generale. Beh, io credo che insomma questo premio ci voleva, perché come hai detto tu bene, la sala è molto importante. 50 è la cucina, 50 però la sala, perché al ristorante bisogna stare bene seduti, bisogna stare bene con quello che si mangia, ma bisogna vivere un'emozione un po' in tutti a 360 gradi, anche nei dettagli di come si porta il pane a tavola con i guanti bianchi a Zemono. Bisogna andare in Slovenia per vedere questa cosa che io trovo di una cosa meravigliosa, perché l'ospitalità, no? Il pane spezzato a tavola con il guanto bianco è un simbolo di ospitalità che va nei tempi antichi anche della Chiesa, della cristianità, di tante cose, insomma un simbolo veramente importante. Flavia, dov'è il tuo uomo? È in sala, in sala di cucina, amministrazione? Sì. No, avevamo oggi, si scusa, ma purtroppo non poteva essere qua perché abbiamo un ristorante aperto e eravamo pieni. Ecco, due cose sul vostro ristorante. Sì. Chiedi. Dov'è Ristorante, e cosa quarta fate? generazione. E chi è Thomas Kavčić? Quarta generazione di ristoratori, una grande mamma, Katia, e Tomasz segue le orme appunto della mamma. Siamo in questa location, devo dire, bellissima, che è il castello di Zemono, non so se qualcuno di voi c'è già stato, e ci aiuta molto la location. E poi... Chi è stato? Alzi la mano, scusate. Ah, però. Non male. Però non si può male. Migliorare. Però si può sempre migliorare, certo. E Tomasz una grande passione, è bravino. È bravino, sì, è bravino. Sì, lo conoscono. Anche, sì. Bene, però devo dire che insomma l'atmosfera è meravigliosa, d'inverno quel focchetto, d'estate la terrazza sopra che guarda la vallata del Vipava, così con questi bei vigneti, questi angolini di Slovenia pura, di verde sloveno, perché la Slovenia è verde, è tutta verde. Assolutamente, più del 60% del territorio sloveno è coperto di boschi, sono boschi, quindi insomma... E difatti io che sono orso, e ho un cognome sloveno, sto bene in Slovenia, perché ci sono un sacco di orsi. Thomas lo fa, anche l'orso, cucina l'orso, certo. Le zappette, l'orso è le protetto in goccette. Slovenia, è tutto controllato. Sì, è molto controllato, perché ci sono tot orsi, ne devono abbattere ogni anno, tot, e questi che vengono battuti poi si fanno salumi, si fanno porzioni, diciamo, per essere assaggiati nei ristoranti e anche nelle trattorie ovviamente della Slovenia, perché molte trattorie usano ancora questo piatto. Che dire, Flavia, che meraviglia, fateci una bella foto, perché questo premio è strameritato, strameritato. Grazie mille. Una donna che ha veramente tanta grazia e tanta accoglienza al suo ristorante. Flavia Kavčić.